Nick the Nightfly. Sì, Allora, mitico. 11:03 quasi in questo istante, siccome... È finita la barcolana, abbiamo il vincitore in diretta, che come tutti sapete è, adesso si stacca tutto ovviamente perché creiamo un po' di suspense. È avanti Arca, questo no, che voi... No? Ma va? Non ma ho che detto una strano. barca, ho detto Arca. Ah, l'arca, senza Sì. la B. Arca miseria. Perché ho capito che dovevamo fare Arca miseria. finché l'arca va, lasciala andare, finché l'arca va, tu non remare, finché l'arca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E noi salutiamo anche il mitico Pilade, Lorenzo Pilade, autore di questo brano. Lorenzo, sei tutti noi, Bravissimo, Andro, bravo Andro. Buongiorno ragazzi, sto guardando la barcolana da casa insieme a voi che mi fate sempre ridere. Ma barcolana non la vediamo. non possiamo mostrare. No, ma grazie davvero Marco. Un saluto a mia nonna che sta sicuramente guardando il vostro programma insieme ai suoi gatti. Ciao nonna! Ciao gatti, ciao gatti. Ma la nonna non è sotto i 70, credo. No, temo che non saremo. Fuori target. È un fuori dato target. non pervenuto, bene. ma non è detto. Vento nosè, ma tanta fame sì, una buona barcolana. Credo che sia Irena qua che ci manda queste foto, ragazzi. Sono essenziali e da mostrare, quindi sta cucinando. Possiamo vederlo? Abbiamo già visto? Eccolo qui. Il dettaglio, diciamo. Ma cosa, Quindi gnocchi io ho Susini? detto, ragazzi, No, non mandate le foto e i messaggi perché li No, leggiamo. non arrivo a capire cos'è. Pan con le sottilette. Ma neanche queste sì. sono un due. piatto originale. Le foto sono due, quindi vediamo almeno il Ma 50%. Questa la la signora che azzeccate, cucinava non vediamo. sapeva cosa Non neanche dire. la signora sa, sì. Cosa? Cos'è Cosa sta cucinando non lo sa nemmeno lei? Beh, questo se capisci però. Questo è croneghini con la zivola. Può sì. essere A che sia salame con stato l'aceto. fornito da Bosazzi che doveva svuotare il frigo. no? sì, Quindi quel che bisogna cucinare. non possiamo sapere cosa tenga Contrabbando Bosazzi. dei Lugani che Quindi che cosa teneva Salame con Bosazzi nel l'aceto. frigo? Salame con l'aceto potessi essere. Salame con Barcolana, l'aceto. primi 70 in regata Bora, merenda e Teran ribaltà in pozzetto, gran regata e gran fatica dopo per pulire. Siete coccoli, Se vedevo Gianni. la barca viola, quella che la barca viola. Cioè questa, Sì, esatto. Buongiorno, bellissime riprese, siete spettacolari, fantastication, bella banda, grazie Marco, fantastico. Grazie, scrive, siete bravissimi, vi adoro. Se potete ricordare che le ragazze di Luna Rossa, infatti che è quello più o meno che stavo cercando di dire prima, ma hanno vinto, 3 sono triestine, grazie da Grazia e ha fatto benissimo. Poesia a tema. No, visto che hai citato Luna Rossa, citiamo anche l'equipaggio di Bandito che ieri sera ha vinto la regata degli UFO con armatrice Kika Tuniz, che è mia carissima amica, e mi ha fatto molto piacere che abbia vinto, e penso sia la 4ª vittoria consecutiva e la 7ª complessiva in queste regate serali, non facili, soprattutto perché non è che ci fosse tantissimo vento, voglio dire. È un male E sai, tutti gli UFO che sono scassava barche l'albero. divertenti, cioè hanno bisogno di un po' d'aria. Capito Alessio, sono barche gli UFO, cioè Sì, non sì, parliamo sì, di sì, avvistamenti, sì, sì. noi No, che no, siamo... me lo chiedevo all'inizio. sì, noi no? che siamo molto competenti. Certo. Poi vi leggerò questa poesia. Buongiorno a tutti, vi stavo seguendo perché sinceramente più che delle barche a me interessa del frigo del Bosazzi. Per favore, collegate Bosazzi dal frigo, Daniela. 94 anni, questo è il titolo diciamo della mail. Ora, questa buongiorno almeno Muli, non è vero che vi guarda solo le donne sotto i 70, perché se anche mia mamma 94 anni prossimo mese, se me la saluta il suo nome è Mirella, grande. Mirella, ciao, tanti augurissimi, ti vogliamo bene, ti vogliamo tanto bene. Mirella Ascoltaci, che ha guarda. una famosa boutique in Corso non è lei? Non è lei. Frequentatissimo, non è lei? Non è lei. Ah, allora niente, No, mi dispiace. che no, poi no. non bisogna Ho dirlo sbagliato. perché non fa scontrino, quindi è meglio non dirlo. Allora Giovanni, mi devo assolutamente dissociare, grazie, perché a quest'ora Oriana scrive: nell'indaco spento non c'è ancor vela, non c'è vento all'incanto, il fiato si attarda al respiro, l'emozione mi silenzia la parola, assaporo il salmastro, il sorriso del mare mi sale allo sguardo, c'è tanta vita, tanta allegria, questa spettacolare regata, sia questo per tutti un monito alla pace. Bella Oriana, grazie, ci manda una poesia.
ascoltato, ascolta, si fa sera. A proposito, tu che sei uomo di radio, 100 anni. Quest'anno Perché si guardi me? No, Cioè, nel senso, no, non la tu radio, 100 anni. La radio, Cioè, sì. no, La radio, cos'era? Il 6 ottobre ha compiuto la bellezza di 100 anni e devo dire che la radio è sempre un mezzo che è magia. che se ne dica funziona, va sempre avanti ed è un mezzo Che stavo bellissimo. spiegando Quindi ad Alessio auguri come radio si con fatti qualche UFO. giorno di ritardo. Tanto perché questi- con i telefonini comunque si ascolta la radio, cioè volente o nolente. Assolutamente, ormai l'ascolto non è quello tradizionale con la Con le radiolina, valvole. le manopoline, le valvole, eccetera. Ormai abbiamo le app sul cellulare, poi quando si va in macchina si ascolta anche Direttamente. con la macchina e poi grazie a internet puoi vedere Tele4 in tutto il mondo, puoi ascoltare Radio Monte Carlo in tutto il mondo. Puoi quindi vedere il frigo di il frigo di Bosazzi. Bosazzi si vede in diretta in Mondovisione a reti unificate ovunque, Sempre. Adesso tranne da noi in questo momento. Enzo, sollecitiamo, non vorrei che stesse perdendo tempo, quindi dobbiamo essere sicuri che stia davvero pulendo il frigorifero Bosazzi, no? Perché subito sulla web. dai, perché dobbiamo sapere. Ho visto un post tuo l'altro giorno con una foto che hai condiviso di nuovo con Cruciani, cos'era il suo compleanno o era un Allora, messaggio no, che- lui il compleanno c'era il 15 settembre. Ah, no, cos'era? Però non mi ricordo, a dire la verità. È tuo il post, il tuo il Cosa? post, è tuo dico il... Sì, ma visto che con Cruciani ci vediamo praticamente ogni settimana o quasi via, quindi di foto ne posto molte. Però siamo stati in realtà a Rovigo. Hai combinato dei macelli in questi anni con lui e continui. Beh, diciamo che questi bellissimi anni mi hanno fatto vivere 8 splendidi anni in tribunale. Esatto, però. Splendidi anni, però io ho la fedina penale pulitissima. Come il sindaco, linda. che lo ripete spesso. Beh, c'ha ragione il buon... Certo. E Magic Moment, abbiamo tutti la fedina penale pulitissima, adesso faremo l'ovovia, questa cosa magic con i lampioni gialli, una cosa veramente da fantascienza. Bravo Avarino, mi fa piacere che parlate di queste cose. Oggi, come sapete, c'è Sinner, quindi guardiamo Sinner. Porca, adesso sta giocando, aspetta che vedremo. Poi ti immagini la barcolana dall'ovovia, no? Quindi, ma non apriamo il Non tema apriamo che già l'anno il scorso Però qualcuno io guardo scriveva. cosa sta facendo Sinner, Sì, scusate. adesso controlliamo Sì, quello sì. essenziale. Marco, tu Fregni. avevi, No, abbiamo tranquillo. un'immagine degli UFO, Ah, cioè quelli sì, che sì, galleggiavano perché ieri sera. spiegavo ad Alessio Facciamo cosa erano vedere. gli Così UFO. lo capisco meglio. Così capisci Sì, meglio, sì. è un Comunque po' più facile. freni. Ma li ha visti qualcuno che girava ieri sera? Ah, Girava perché ha così? visto pure quelli Quelli ieri Se vedi sera. che Per dopo la quello agli terza occhiali. fiasca, Secondo me dopo più la di qualche terza dunga fiasca, visto questi, insomma. Questi UFO, sì. Ancora una volta Trieste si mette in mostra grazie alla barcolana Tele4 che con i suoi giornalisti hanno accolto i regattanti, bravissimo, pensi che l'armonia che regna nell'emittente Tele4 tra i giornalisti e gli operatori, uno più bravo dell'altro, mamma mia, sia il dovuto grande successo che incontra la nostra città, grazie anche oggi a Tele4, la giornata sarà solare indipendentemente dalla meteorologia, vado avanti. Ma chi è firmato Scusa, ma- Iannacopoulos? No, ma quanti sarebbe così parenti No, Avarino, esatto. guarda. Un grazie al Signore che con le sue vignette, le sue intelligenti didascalie ci fa sempre Signore. sorridere. Signore, grazie. Signore, Marco a me Glaro. scusi. Sono sotto i 70 anni, eh. Ah, esatto, questo è Di poco, essenziale, è un ma- dato oggi. Al bravo Mercù dico che è bello vederlo nello studio. Beh, Al sì, signor in effetti, Colautti. ho un mio perché. No, vabbè, qua c'è un complimento per te. No, vai No, oltre. no, Qua salta. saltiamo. Senti, Al signor Colautti, con il quale mi accomuna la storia di Trieste e gli Asburgo, se mi permette un amichevole abbraccio Ancora dall'ormai degli Asburgo, novantenne Gianni. È roba mia. Senti, è se, roba mia. qua c'è una ciotolina col brodo, se devi essere brodo del Giugio le suo. È roba mia, è roba roba mia. tua. Sì, è roba Quello del mia. barone rampante, ve lo Sì, ricordate? oh, Calvino. Calvino, una Cosimo meraviglia. Piovasco di Di Rondò. Rondò. Barone. Ma mica il vino... Ma- No, è Missy purtroppo. Io l'adoro. Paola, preparati, mando un messaggio subliminale. Paola, preparati, perché non è solo Bosazzi oggi a casa, no? Paola, preparati, che fra Paola. poco ci sarà il giudizio universale. Paola, preparati, ed eccola qui. E quindi vergognosamente a casa anche Paola Carloni, che è l'anima della nostra emissione. E come vedete è un po' devo dire in disordine lì, Paola. Potremmo collegarci Anche per lei in vedere. pigiama? No, anche nel frigo. Esatto, no, se metti un po' in ordine ci colleghiamo anche da casa di Paola Carloni. Grande Paola, grazie per questa foto.
La vedo un pochettino inspiritada però. Sì, perché probabilmente aiuta, seguendo noi è un po'... Allora, Zeppan con fette de Emmental, fritaia con cipolla, Luganiche de Cragno, siamo a casa con raffreddore, ma vi guardiamo già dall'alba. Bravi, muli simpatici, grandi a dir poco, ridade buon vento, Irena. C'è Gianluca pronto. Andiamo subito con Gianluca, dai. Gianluca ancora dal ferroviario con Claudio Vianello, dai. Sì, siamo sempre al ferroviario, questa volta in compagnia di Claudio Vianello, presidente del ferroviario, che del dopolavoro ferroviario ci conosciamo già da tempo. Oggi è un giorno di festa. Oggi sì, oggi perché non pensavamo di aprire quest'estate, invece siamo riusciti a aprire grazie anche ai mezzi di informazione che ci hanno sorretto nel momento del massimo bisogno, e oggi facciamo la nostra, almeno per quello che riguarda la mia persona, 26esima Barcolana. C'è veramente tanta gente, C'è tanta gente perché la gente è venuta volentieri, è tornata come sempre, come ogni anno, a vedere la Barcolana da molto vicino. È un punto privilegiato per vedere la partenza e anche l'arrivo. Allora, se magna, se bevi, qual è il programma della giornata? Si mangia, si beve, si balla un poco, si ascolta la musica e si sta in compagnia, guardando le barche. Buon vento alla Barcolana. E allora godetevi questa giornata. Grazie anche a voi, godetevi la giornata. Noi ora ci sposteremo e quindi nel frattempo vi restituisco la linea. Siccome siamo grandi esperti tra Sinner e Djokovic, 4 pari nel primo set, quindi grande equilibrio, però io sono fiducioso. ma infatti perché tu, ed è la finale di Shanghai, dell'ATP di Shanghai, Sì. ma e il fatto che abbia vinto l'altro giorno, Alcaraz ha perso, con questo siamo certi che comunque Sinner resterà numero uno fino alla fine dell'anno, no? Numero uno del mondo. E quasi matematico dovrebbe incominciare a perdere tutto e Alcaraz non perdere mezzo punto in sostanza, No, ma è circa. un po' Però ve c'è l'ho un buttata un po' alla distacco mostruoso, carlona. nei punti. Però- Ma insomma, sei lui è- appassionato tu, no? Sì, molto. E poi ti Giochi? dico, ci mancava una sfornata di talenti come l'abbiamo adesso, Sì. perché dopo i tempi di Panatta era natura morta. Sì, sì. Invece adesso fortunatamente ce ne sono tanti, perché dopo Sinner c'è Berettini, c'è Musetti. Ansaldi, Musetti. bravissimo, medaglia di bronzo alle recenti Meraviglioso. Olimpiadi. Che buoni, Cioè, meraviglioso. abbiamo veramente... Musetti, ha Ah, ragione. buoni con Buoni, Musetti, sì. no, Poi e abbiamo anche la Alessio, squadra femminile, parliamo Errani, di tennis. Paolini. Tennis. Tennis. Tennis, quelli non sì. Musetti, Sì. no. Tennis. Con la padella. No, il Musezzo è un'altra roba. Con la brovada, Ma no? sì, Ma con la Musette, padella. Brovade, Capisci? Mandi... Noi proviamo ad alzare, no? il livello, ma con lui si abbassa non si può. puntualmente, Sì, non verso ce la stomaco possiamo proprio, fare. verso può, Andro. stomaco. No, verso stomaco. Si abbassa verso il stomaco. No, parlavo con Marco prima che molte volte tra barche, insomma, se competizioni tra una bava, un'altra, No, ma quella- non sappiamo questa, cos'è? no, che dico, No. tra una barca e l'altra, Sì. immaginate essere in quarta fila con la barca, terza fila, Noi fermo alto, giusto? e la seconda e la quarta barca vogliono silenzio e se le bave no vuol che cantemo, noi cantemo, noi cantemo, se le bave no vuol che cantemo, noi cantemo per farle arrabbiare, cantemo, cantemo, e noi cantemo, e noi cantemo, 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 e noi cantemo per farle arrabbiare. Le galline tutte nate per la perdita del gallo, le garotte il caponaro per la rabbia che lega, e le garotte rotto il caponaro, naro per la rabbia che lega, e le garotte rotto il caponaro, naro per la rabbia che lega. Amici beviamo, Beviamo, amici beviamo. beviamo. Bravi! No, il
finale devi essere così. Ah, beh, c'è lo Finale? starnuto? Lo starnuto? No. E ciù. Fantastico, vi seguo da Udine. Vi seguo da- Mandi Biel. Vi faccio i complimenti, siete gli interpreti perfetti dello spirito unico e bellissimo della triestinità. Buona barcolana Antonio che ci manda anche una foto, ma non è una foto di ci Antonio. ci manda c'è una pausa. Ci mandi- temevo il peggio. Ci mandi Ci manda una È foto. un auspicio che ci mandi. Sì, no, che ci mandi Mandi. una foto, ma siamo noi. Cioè, non è che, No, quindi- scusate, se Bruce Springsteen che ha salutato Mandi a Trieste, perché non possiamo salutare pure anche noi Mandi? Giusto. Ferdinando, scusa, c'è Stabile pronto? Sta parlando dei mandati, parliamo. Dei mandati. Guarda, terzo allora, mandato. grande Andro, quando organizzai qualcosa, ti e Flavio Furian, complimenti a tutti, Un scrivono. saluto al caro amico Flavietto e anche a Maxino, Anche a visto Maxino. che Che hanno ma fatto anche a Elisa con Elisa Bombaccini, abbiamo fatto Grandi. vedere il Col Venerinte Svoli, che è l'ultima Sì, hit, l'ultima che è stata hit. straordinaria. No, sono bravissimi, L'abbiamo poi fatto siamo vedere molto l'altra sera amici. con Mitia Gialluz. Andiamo da Marco Stabile, mi sa che si canta anche lì, eh? Marco? E là? Eccoci qua Ferdinando, come preannunciato con i ragazzi e le ragazze della Curva Nord, tra l'altro reduci dalla trasferta di Tortona, quindi si è dormito poco, ma quel che si è dormito lo si è fatto col sorriso sulle labbra, perché 3 vittorie su 3, Mario, penso che è quasi un sogno questo inizio di campionato. Se è un sogno non svegliateci, già abbiamo dormito poco negli ultimi 7 giorni, no? 3.000 chilometri tra Napoli e Tortona, e quindi si dorme poco ma si sogna tanto, quindi sembra quasi incredibile che resti tutto così, va benissimo così, guarda. Anche perché Marco. 6 mesi fa eravamo in A2, eravamo anche preoccupati, adesso siamo in A1, abbiamo battuto Milano, Napoli e Tortona. All'inizio del campionato qualcuno avrebbe fatto molte difficoltà, no? A pensare un 3-0, anzi forse l'incontrario, quindi la 2 ormai è un lontano ricordo, iniziata così è finita alla grande e adesso Trieste vola, ma vola altissimo. Allora, la cosa bella, credo che sarei d'accordo, è che in questo gruppo di ragazzi e ragazze della Curva ci sono, diciamo, giovani, la vecchia guardia, nuovi appassionati, è un bel gruppo, diciamo, che rappresenta più generazioni. Assolutamente sì, Curva Nord ormai da 12 anni è un movimento di aggregazione che vuole riunire tutte le generazioni, tutti i ceti sociali, senza distinzioni, proprio per accomunare quelli che vogliono vivere la passione della pallacanestro Trieste sotto un'unica bandiera. E noi ci facciamo da cassa di risonanza per chi vuole vivere la partita e vivere questa passione a modo nostro. È serio che te sono? Sono stanco, Stella. Cantemo? Cantemo? Dai, sulle mani, ho fatto bene, con calma. Forza Trieste, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, l'unico amore sei, non ti ho tradito mai. Forza Trieste, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, l'unico amore sei, io ti ho tradito mai. Allora Mario, però ci sono delle magliette nuove, c'è questo Trieste Vola che è entrato nei cuori, bisogna fare il Trieste Vola, che è il nuovo coro, giusto? È partito. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. Adesso ricordiamo se l'anno scorso, dai. Trieste vola, siamo tornati da uno, non si ferma nessuno, canta tutta la curva. Trieste vola, siamo tornati da uno, non si ferma nessuno, canta tutta la curva. Allora Elisabetta,
Trieste vola, loro hanno dormito poco, ma ha dormito poco anche Michael Arcieri. Diciamo che non è preparata. Non è preparata. Non è preparata. Tutto così. Allora, come si dice a Trieste, anzi Triestin, tutti de notolada, nel senso che non ha dormito nessuno, ma 3 su 3 tanta roba. Sì, no, ovviamente è un inizio positivo. Non abbiamo dormito tantissimo, però la cosa bella è che vediamo contributi da tutto, tutti i giocatori, stiamo condividendo la palla, allora un bel inizio, però c'è Reggio il 20, vediamo sempre che ogni settimana c'è una lotta vera, allora c'è tanto da fare, però un inizio ovviamente molto positivo. Tanta roba. Oggi relax. Sì, oggi relax. Oggi relax. Con il piccolo e la famiglia. Con tutti quanti. Mio fratello con tutti quanti. dagli Stati Uniti. Ah, il fratello, benissimo. Che è venuto a vedere anche la partita? No, lui è venuto per la barcolana. Per la barcolana, esatto. Giustamente. Per la che non so niente. Giustamente. Chiudiamo ancora con un coro? Con che coro chiudiamo? Mario. Vai tu. Mario ha poca cosa, quindi sulle mani ragazzi, sulle mani. Sulle mani. Noi siamo la curva, noi siamo la curva, noi siamo la curva, noi siamo la curva, Allora, ora, poi stare con dei musicisti e gli artisti, no, è un guaio, perché adesso l'unica cosa che guardano è se c'è il ritmo, no, devi andare in curva, il palazzetto. Io ho studiato armonia e contrappunto, questo è contrappuntato proprio, va incontro. No, noi abbiamo apprezzato tantissimo più cose. La prima è l'ultras col cappellino proprio davanti alla telecamera, sincopatissimo, mentre gli altri facevano così, lui faceva così. E quindi questa è già una cosa. Poi ho notato dietro al capo ultras c'era Simone Cristicchi, oppure un lontano parente di Branduardi, non lo so. Legittimo. E poi ho apprezzato molto l'intervista a Alan Friedman che dice sì, abbiamo giocato molto bene le partite, io adesso ballando sotto stelle, voi guardate me quando io balli. Posso dirvi quello che volete su Trump, perché Trump siamo molto amici e quindi quando voi volete fare servizi su presidenziali di Kamala Harris, io amico di Trump, voi chiedete a me tutto quello che volete, io sono a vostra completa disposizione. Quello che volete, giusto? È sempre con lei il finale, perché questo è molto. Poi io vivo tanti tempi in Italia, però c'è sempre che stai i finali. Ecco, Marchi Anglari, Avarini, che sembrano dei spezzatini avariati. Avarini, ecco con lei. Va bene, mi ridate Marco Stabile appena possibile, che devo chiedere una cosa. Qui ho una valanga di mail, sempre Nicoletta sotto i 70 per Anderson, quella che nel lontano 2004 gli ho fatto avere la bomboniera tramite il suo collega. Questa lì, della stupenda trasmissione radiofonica alla quale mi ero prestata a far mecior pel. E il mega aveva dito imitando di piazza tanti auguri per il matrimonio con i polsini insanguinati. Brava, come si chiama Valentina? Carla, no, Nicoletta, brava. Mi ricordo benissimo, eravamo al castello di Mirammare che aveva avuto un momento magico, magic moment. Bravi, viva bravi. Zia Nicoletta, bravi tutti, ma devo fare un saluto alla nostra super nipote Giorgia che lavora con voi, super squadra di Tele4. Grande Giorgia, altra componente dell'emissione. Se è troppo coccoli, peccato. Dovevo fare il pan, anche lei doveva cucinare il pan, evidentemente la vignettista se è meglio che non canti. Pensavo la pattuglia acrobatica Serena ti ha detto di non cantare. Nessun medisi. No, ma scherzi, ma devi cantare. È un ottimo basso, Basso. Sempre nel mio cuore Teddy Reno. Grande Ferruccio e grande anche Rita. Grandi amici. Meravigliosi, bravi tutti, troppo coccoli, buona domenica Barbara, mamma mia quanto mi sto divertendo, Bianca, quella di prima, da Gradisca di Sonzo, ma da precisare che sono del villaggio del Pescatore, provincia di Trieste. Ultimo ancora, mancano gli Oblivion, era previsto, ma Davide poi ha avuto un contrattempo. Ma Davide è sotto debutto in questi giorni, perché il 17 debutta la Contrada. Ricordiamolo, esatto. Dal 17 al 27 il nostro Angelo. E quindi Davide ieri sera mi ha scritto dicendo, però noi siamo
siamo in onda ancora qualche ora, quindi vediamo. Comunque se è un devo dire, passaggio. io mi invitano sempre a Milano gli Oblivion, con i quali siamo molto amici, e hanno un successo straordinario perché loro sono veramente straordinari. Davide, tutti quanti sono meravigliosi, io mi diverto un sacco e hanno una tecnica sti ragazzi. Fantasmagorica. Sono una roba... Non ho parole. Ma l'ultimo spettacolo, bravi Oblivion. L'ultimo spettacolo tutorial si sono superati. Bellissimo. Superati. Ma no, ma sanno rinnovarsi oltre a essere bravissimi, divertenti, spiritosi, tutto quello che vuoi. Ma il sapersi rinnovare negli anni è una cosa difficile. E guardate che per fare uno spettacolo come lo fanno loro, 1:20, ma di cose anche complesse vocalmente, molto complesse, e sanno fare qualsiasi genere. Tutto. Marco! Ma intanto scrivono, mancano gli Oblivion, davvero una giornata spensierata ci voleva, grazie di nuovo Antonia. Colauti Daghe, viva l'Aipo Bon, viva l'Aipo Bon, grazie Tele4 Live Rossella, allora ce lo facciamo Marco. C'è un guaio, sono le 11:27. Eccoci qua, Piazza Unità, pronti? Aspetta, che siamo poi a parte. Ma sono le 11:27, siamo un po' più ferrati sul tennis, che in questo momento è 6-5 per Djokovic, ma 30-15 per Sinner che è al servizio. E quindi nulla, si va, spero, verso il tie break. Però nulla sappiamo della Barcolana. Tu hai aggiornamenti, Marco? Mite me domandi. Perfetto. Bene. È la risposta bella! Un applauso a Marco Stabile, uomo finto. Ottimo. Però c'è l'elicottero. Allora, ma scusa, ma non hai la dirti invece chat gli una cosa importante, aggiornamenti? che il famoso vento sì, ma sono intrigato. La cosa importante invece è che guardando le bandiere che inquadriamo dalla parte di arca dell'altro stand, si è finalmente alzato il famoso vento che attendevamo e quindi le barche ora stanno facendo un'andatura importante. È salito il vento, quindi ora la regata si farà sicuramente più avvincente. Per aggiornamenti fatti, nel senso che o canto o faccio la regata, come dire, no? Comunque c'è tantissima gente sulle rive che naturalmente attende l'esito della regata. Nel frattempo si diverte nei vari stand. Ancora un enorme ringraziamento ai ragazzi della Curva Nord che, lo ricordo, ieri sera fino alle 11, mezzanotte, erano a Tortona, quindi praticamente 7 ore con la pausa cena, 8 ore di viaggio. Praticamente non hanno dormito e sono arrivati direttamente sul Molo Audace, quindi veramente li ringraziamo perché sono venuti tra l'altro anche davvero in tanti questa mattina per fare un po' di spettacolo insieme a noi, e in quel momento passava anche Mike Arcieri, GM della Pallacanestro Trieste, che effettivamente parla un po' come Alan Friedman, che abbiamo immediatamente intercettato. Intanto sento che c'è la banda della Guardia di Finanza, se vuoi, Ferdinando. Questo sì? non so, sì. No, adesso scherziamo ovviamente, non è un pericolo per nessuno. Noi dobbiamo verificare se stabili scontrini di Barcolani, esatto, e vedere se tutto pagati regolarmente. Quindi stabili, molta attenzione. A giudicare di bandiere come si muovevano, mi sembravi che ci fosse il libeccio. È possibile che da come le bandiere stava per dirlo anche Colautti, Sud-ovest. Sì. Chiama libeccio. Sud-ovest, sì. Ma infatti questo no, Marco, il fatto che le barche che erano questo sì, detto così sembra davanti, sono le prime che hanno preso il vento, quindi si sono avvantaggiate ulteriormente. Voleva smentire, ma non aveva il coraggio di smentire Friedman. Dai, è vero o no? È libeccio, sì o no? Sì, beccio. Allora, American Glory. Sì, no, ma è giusto, vento da sud-sud-ovest. E intanto passa stanno bombardando l'elicottero della Guardia di Costiera. Aviazione Vaticana per Trumpy, mio amico Chad Donaldy. Molto bene, bella maglietta. Io direi ci spostiamo in quella direzione, Elisabetta, così andiamo anche a sentire com'è la situazione in regata, così diciamo anche qualcosa di serio. Così a naso adesso, ma no, Marco, non è che è un momento clou. Consapevole, cioè arrivo. Non è necessario. Arriviamo da te tra poco, perché mi dicono che abbiamo il frigorifero di Bosazzi. No, è vero? No, si è spenta la luce del frigo. Ah, si è spenta la luce del frigo, no, e quindi non lo potremo vedere.
Vabbè, chiuda il telefono dentro un attimo, però pare che ci sia poca ricezione dentro il frigorifero. Ma quindi attendiamo con tante trepidazioni. eccolo qui, si sta collegando di nuovo, subito in onda appena possibile. Aspettate, che fra Arriva, poco arriva. il frigo di Umberto Bosazzi. Eccolo lì. Alla Umberto camicia! Bosazzi. Alla camicia! Ah, ma ti sei cambiato. Ma no, va bene così, Umberto. No. Sì. No, siccome vedo che in studio ci sono Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, eccetera. Esatto. Ma funziona sta gara? Com'è partita? Sono partiti? Com'è Sì, sta no, storia? vabbè, ma non sappiamo, non ne parliamo. Comunque Arca è davanti, sì, ma altro non sappiamo. Volevamo sapere come va la pulizia del frigo. Benissimo, si è conclusa soddisfacentemente la prima parte. La prima boa. Cioè cosa? Il freezer che è più piccolo, no? Cosa? Lo scongelamento. No, tutto bisognava vedere, insomma, sono un sacco di cose che poi porterò a Paladin, quelle che sono scadute. Mitico. Te ne porti un Rebecchin. Sì, infatti. Ma neanche per idea, casomai lo pagherei. Ma paghiamo. Va bene Umberto, ci sentiamo dopo per la chiusura lavori, com'è? No, non voglio. no, niente. basta, insomma. Saluto, adesso vado a preparare il sugo. Ah, perfetto, però perché sai che se tu ci dici queste cose, allora vogliamo vedere. collegarci di nuovo con te e documentare il momento della cucina, no? Ma perché poi Umberto ci guarda? Forse. Perché Umberto ci guarda così dall'alto? Dall'alto, è vero? Sì, no, è proprio sì, così. Oh. È perché sono collegato col cellulare, non sono bravo per queste cose, come tutti sanno. corto. Ma noi vorremmo sentire anche uno starnuto da Bosazzi. Come starnutirebbe Come starnutisce Bosazzi? No, ma lo chiedo a lui. No? Cioè, Io non so Bosazzi. imitare Umberto. Perché? Perché? No, perché prima devi sapere, nella nostra genialità, abbiamo fatto una carrellata, plurale maestatis, una carrellata di imitazioni di personaggi che starnutiscono. Ti sei perso Illy, perché lo starnuto di Illy ormai è diventato un must, Virale. e quindi ci aspettavamo anche un tuo fintissimo starnuto, ecco, tutto qua. No, poi non puoi chiedere Andro una roba del genere a un ipocondriaco. Beh, certo. Se no poi Vabbè, si sente allora il raffreddore subito lui. Covid, subito il Covid. E poi soprattutto dopo chiedo i giorni di malattia, quindi sai che contenti sarebbero in redazione. Un tamponcino lo facciamo? Per sicurezza. È tutto pronto per ogni evenienza, ce ne sono in cassetto, sì. Infatti dietro di te vedo il fantasma dell'opera. Questa è una cosa che mi hanno regalato la gente di teatro, ecco, la Utti forse lo sa, per i miei 60 anni, Sì. ecco, ed è firmato, dicono loro, da Andrew Lloyd Webber questo manifesto. Secondo me Stefano Curti ha fatto un ghirigoro e lo fa passare per Andrew Lloyd Webber, però insomma, fantastico, ma varrà un casino. Mi attengo a quello che, se la leggenda è più interessante della storia, si racconta la leggenda. Ben fatta. Ma sai Nessuno bene. ha colto la citazione cinematografica, sapevo, ma intanto l'ho detta così. Sì, perla ai porci proprio. Sì. Vedo che c'è un ritmo incredibile anche in studio. No, se che indormenza in glaro, se si indormenza in glaro che disegna la fa Scarabocchi. Sì, Avarino è già andato. Pupoli. Vero, no, dopo un po' di ore sì, ammetto. No, stavo cercando di capire chi è avanti, perché mi hanno mandato, stavo seguendo una diretta, ma mi hanno mandato un'altra diretta ancora, che è quella ufficiale della Barcolana, ma che non possiamo far vedere. Certo. Intanto vi dico che, dov'è? 6-6, ma 5-1 avanti 5-2 5-2 avanti nel però ha il servizio Djokovic tie break, Sinner nel primo set. Dai, così. dai. Proprio perché siccome si chiama l'altra Barcolana parliamo il tie break, Aridaglie. il tie No, non quel tie lì. un tie di Blanc, un tie di Neri, Addio, Bandi. Stiamo perdendo Bosazzi. Stiamo perdendo Umberto. Ma lui l'abbiamo perso già da un bel po', guarda com'è. Umberto. Ah, si è frizzato. Si è frizzato. A proposito, sì, cioè dal frigo al freeze. certo, Dal frigo al freeze è un attimo, eccolo lì, frizzato, guardiamolo, è frizzato. Riconnessione in corso. Prestazioni di rete scarse. Lo conoscono anche in rete. Sanno tutti che prestazioni di Umberto Bosazzi sono molto scarse. Io penso che me ne andrò. Quindi se ne va Averini se ne va di rete. Quindi io conduco di rete. Marco, prima che Alessio intoni il volevo darvi il prossimo famoso brano. aggiornamento. Vai. Aggiornaci.
Allora, esattamente come avevamo detto, cioè le barche che arrivavano per prime in boa avrebbero avuto un vantaggio nel prendere anche per primo il vento che arrivava da sud-sud-ovest, come diceva giustamente prima Andro Mercù. Quindi cosa è successo? Arca prima in prima boa, ha preso per prima il vento, ha girato la prima boa in direzione di Miramare, Prosecco dietro, ora Arca è in boa a Miramare addirittura con un largo vantaggio sulla seconda che è Prosecco Doc, quindi diciamo quasi ipotecata la regata dai fratelli Benussi e da Ruffo Bressani. No, dietro c'è Vite Cosmina con Prosecco Doc, tutto come da pronostico, anche le previsioni. No, poi fra le altre cose appunto i pronostici vengono rispettati. Cosa deve intonare? Gavi. Viva lei Popocchia. Gavevo un porco e se crepa. Oh che peccato, oh che peccato. Lo incoccolavo, ma sul più bello, coi suoi prosciutti e si è svolato in sé. E viva la Pomo. Se questo è il motto Triesti, che la va di me, che va di noi. Sempre allegri e passione, viva la Pomo. Meglio fuori che in canon. Viva la Pomo. Scusate, ma hanno scritto qui adesso Tiziana e dopo il frigo volevamo vedere il cassettin delle medicine del sempre mitico Bosazzi. Sì, Sì, è vero che si è ricollegato. Marco, aspetta che arriviamo subito da te. Umberto, siccome diciamo un solo, c'ha tanti cassettini delle medicine. Volevo chiedere una cosa, non so se è il mio collegamento un po', ma il Marco Stabile ha il colore della maglia, anche il viso, dici? eccetera, cos'è? Dici che è un po' minaccia? Marco, Sì. facci vedere un po' l'occhio. Ha vinto il set! Sinner, 7-7. Abbiamo un aggiornamento importante dal fronte sportivo, quindi noi siamo qui a seguire, infatti la finale ATP di Shanghai. Avanti Sinner il primo set, su questo siamo sicuri. Sì. Su questo siamo sicuri. Vai, Ma regolare. Ma tanto Djokovic 2 partite di fila non ve la fa, quindi. Dai, È troppo lui vecchio. sta inseguendo il 100° titolo in carriera, vai. Ma vince Sinner. Comunque, mentre voi cantavate belli tutti assieme, io cantavo in Piazza Unità da solo come uno scemo. Comunque, insomma, si fa anche questo. Si fa anche questo. Alla mia destra c'è un folto gruppo di persone che si sta guardando la regata, che però è già abbastanza blindata. Ecco perché è meglio guardare Tele4 e cantare tutti assieme. Aspetta, insomma, Marco, no? Marco. La domanda però vera è... Sì. Umberto aveva una carineria da dirti, credo. Umberto? No, dicevo che anche Marco sentito. Stabile prima o dopo farà un compleanno tondo e si ritroverà parecchie cose da far vedere. Sì. A proposito, come no? perché Sì. io vedo male. Ma io ho fatto di peggio, perché ho promesso una cosa, insomma, un po' inquietante a Paladin questa mattina nel caso la Pallacanestro Trieste dovesse vincere lo scudetto. Ma insomma, Tocca. speriamo di sì per la Pallacanestro Trieste, speriamo di no per quello che mi toccherebbe fare. Chiedo scusa, solo questo, poi vado. Ma non si può insomma, dire. Non vorrei disturbare troppo, ma chi inquadra chi è l'operatore di Marco Stabile? Elisabetta. Elisabetta. Pregatele un attimo di fare una carrellata più ampia, perché prima sembrava che le persone assiepate dietro Stabile guardassero i bidoni dell'immondizia. Stavo per dirlo io. Bravo Umberto. Cioè non è solo è vero. Ottimo, invece Ha ragione. Bravissima, giusto vedere i bidoni, ma io vorrei vedere un'altra cosettina, perché c'è una cosa su Umberto che bolle in pentola. Che bolle in pentola, una clip. Sì. Veramente? Dalle ore 16. Comunque Umberto, ci sei? Sì, sono qua. Umberto, Bernardo Mi Gulotta, sentite? grandissimo, hai visto che alla fine lo starnuto tuo c'è. Quindi puoi preparare Ferdinando? l'imitazione. Puoi preparare l'imitazione. Complimenti Umberto. E Scusa, grazie alla sono regia dentro, Flora? fortissima. Quando Abbiate pazienza, chiedo scusa. Succede. A partire. Umberto, perché non parli? Enzo, Perché parlate voi e quindi io... Ferdinando, Marco, posso parlare? Vado? vai, sì, tanto. Sì, volevo chiedere una cosa a Umberto. Vai. Sì.
Sì, Umberto, come mi metto? Come mi metto? Come me metto? Dove me metto? Sul pal. No, perché... Leitmotiv. dove mi metto? No, Il perché è una leitmotiv. prerogativa di Umberto. Prima di registrare, mi metto così? Mi metto così? È stato il leitmotiv dei 60 anni di Umberto questo. Dove me metto? Esatto. Dove Forza mi andare, metto? bella Dove mi inquadration, metto? però. Inquadration. Molto bene, Umberto sa bella sempre dove inquadration. mettersi. Bella inquadration. Va bene Umberto, siccome vedo che ti trema il braccio, resta con noi un altro pochino perché la resistenza... No, e se no... Allora, a un ipocondriaco dire trema il braccio non vuol dire resta con noi, vuol dire chiamare 112. Sì, in effetti. A proposito, è vero che volevo Tele4 solo, siccome cambierà penso- nome? Aspetta, sì, scrivono via mail adesso, fermi. È vero che Tele4 cambierà nome in Te Seppellisso, visti i tanti spot pubblicitari di aziende di pompe funebri, fate qualcosa, cambio canale all'occorrenza. Vabbè, insomma, ragazzi, investitori sono investitori, no? No, era per restare in tema, insomma, Umberto, Ma no, negli altri canali a ora di pranzo parlano di purghe. soldi. Cosa Umberto? Dicevo, se uno proprio non ce la fa, si tocchi. Ah, ok, sì, certo, a proposito. Va bene, Alessio, Però dicevi prima che... di salutarvi, perché comincio a Sì. non poterne più, cos'è sta storia di Paladin con l'inglese che ho sentito prima, ma cos'è? Te la racconta Alessio, prima Californication. Esatto, perché prima Gianluca ferma una signora austriaca, gli chiede where are you come from? Austria. Do you like this manifestation? Ecco, da lì nasce il manifestation. E poi c'era subito Però, una professoressa lì, Alessio, quindi abbiamo si verificato. potrebbe fare un centone con... Vai Marco, vai. Con quella dei Red Hot Chili Peppers, no? Cioè con la canzone dei Red Hot Chili Peppers, Andrew Mercu, che è bravo, potrebbe cantarla da Paladin con Manifestation. Invece di Californication, esatto. Certo, esatto. Svalutation. Manifestation. Infatti è quella. No, dicevo prima che noi qui abbiamo le pompe funebri, ma negli altri canali si parla di incontinenza a ora di pranzo, purghe, Piano, si sta perché- ancora bene. Sì, ma c'è Bosazzi collegato ancora, dopo se le no, sente no, no, tutte. no, per l'amore poi di Dio. arriva per problemi di incontinenza Luciano Onder. Ecco, bene. Bellissimo. Sì. Umberto, Comunque come con va? la Uti, Sì? con la Uti, Sì? Alessio, mega scritto tua moglie. Eccolo. Mega scritto tua moglie. E cosa dice? Che dice? Ti assicuro, non sei un scherzo. Allora la moglie di Colautti dice questo: buongiorno Marco, diga a mio marito che non conti troppe cazzate perché ho ancora le mie amiche che lo sta ascoltando. Eccolo. Bene, grazie Marco. Sei capiturato. Grazie. A adesso. posto. Mi raccomando, poi Alessio, una vecchia sapere, diatriba non lo so. tra me e te. No, ma una vecchia diatriba tra me, Alessio e sua moglie. Alessio non sta a me spostare sempre la schiuma de barba del comodin che dopo convegno meno la trovo. Esatto, va bene, ottimo, saprò dove lasciarla. Ottimo. Umberto, vuoi, ecco, vai. Per mia fortuna vedo la scritta batteria scarica. Beh, vabbè, ma sei a casa comodo, puoi attaccarlo, no? Sono costretto a lasciarvi anche per andare a fare il sugo. Il sugo, sì. Va bene, ci vediamo dopo per documentare il sugo, va bene? Ma fino a che ora rimanete? Infatti è quello che volevamo chiedere a te, puoi farci sapere quanto dura ancora la barcolana? Lo chiedete a me? No? Lo chiedete a me? Beh. Non ho neanche idea di quando sono partiti. 1-0 Sinner nel secondo set. Sì, di questo sappiamo tutto. Va bene, grazie a Umberto Bosazzi, a dopo per il sugo, Ciao. Per il sugo. Allora, è il momento dell'incontinenza. A proposito. Ecco. Come a proposito? Buongiorno e bentrovati a Medicina 47, morto che parla. Parliamo di prostata, caro Colautti e caro Englaro. Una visitina l'abbiamo fatta. Ma vi pongo il quesito fondamentale. Perché le donne non hanno la prostata? Perché si tratta di una semplice dimenticanza
oppure si tratta di una vera e propria discriminazione? E allora aderite tutti alla campagna sociale più prostata per tutti, più prostata per tutti. Grazie a Luciano per gli aggiornamenti. Il signor Englaro si prostra. A proposito di 47 morto che parla, magari col carro del Zimolo, magari col carro del Zimolo, magari col carro del Zimolo, in America mi voglio andare. America, 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 in America mi voglio andare. E giù! Bravo, ma era Bosazzi questo però. Sempre Illy. Non oso imitare Bosazzi. Possiamo rivedere Bosazzi questa notizia così vi leggo la mail. Ma la roba più bella della si può vedere anche il replay. Tu dici e il VAR per vedere se si trattava di uno starnuto da rigore o meno. Adesso Andro sei a Tele4, cioè non è che no. Beh, insomma, Bernardo, replay, dai. Bernardo, slow motion. Lo slow motion vuole Andro. Allora, sì, la roba più bella della regata di oggi è Bosazzi in diretta da casa. Sarebbe bello vederlo, anche che il cucina e il pranzo in diretta. Vederlo che poi cucina il pranzo in diretta, ma mi associo alle parole di mia nuora. Non so quali fossero. Salutiamo la nuora. Buongiorno Ciao, a tutti, nuora. un saluto da Tata Raffa, grande Raffaella. La caraffa? No, Tata Raffa. Tata di preoccupare che non sapevamo però che il sugo sta facendo. No, ma secondo me ancora deve cominciare. Non sarà ragù, è troppo lungo. Non so. Dici. Però secondo me documentarlo è essenziale, quindi dopo ci colleghiamo. Abbiamo una vignetta per caso del sugo Cos'è questa? Ma la leggo io, no? Così. No, mostro tanto. Che vedemo. Allora, vignetti di Merky. Allora, io cerco, leggila tu Marco, perché così la inquadro. Ecco, vai, stringiamo un pochino. Ma non io un altro, quello che camminava sull'acqua? No, questo che ha le scarpe coi foil. Eccola qui, Marco Englaro per l'altra barcolana. Va bene, allora o andiamo da Gianluca Paladin che è disperso, mi dicono, quindi bloccato nel traffico, o con Marco Stabile torniamo da lui, altrimenti io cercherò degli aggiornamenti essenziali per quel che ci riguarda, cioè... Ma i risultati si possono dire... O anche solo la RAI può dire? No, abbiamo già detto a sufficienza, cioè arca è diritto avanti. Di cronaca. Arca avanti. Arca avanti. Boh, basta. Arca miseria. Arca miseria. Allora, e tutti gli altri drio. 1-0 Sinner. Primo set, un game a 0 nel secondo set, sempre avanti Sinner. Ma ieri pallacanestro bene, ma nessun dice niente della Triestina. No. Questo è un tasto dolente. Un tasto dolente. Hai una canzone che vorresti dedicare adesso alla Triestina? È morto Figaro. No, scusa. Un auspicio. Ecco, credo abbiamo il manifestation. Manifestation, eccolo. È proprio un ma è pronto Manifestation? Cerchiamo se esiste L'ho sbagliato, sono sicuro. No, attenzione. La signora è austriaca, quindi io il tedesco purtroppo non lo... Restiamo so che esiste, è la mia pronuncia veneta che non va bene. Signora, buongiorno. Bellissima manifestazione. Manifestation. Il direttore Baccialli, che è praticamente madrelingua inglese, ti ha sentito e quindi lo salutiamo perché eccolo. Scusa direttore. Ecco, bravo. Intanto è arrivata Silviane da Cordenons. Complimenti, siete tutti bravissimi e bellissimi, questo è essenziale. L'as è tutto. Però ci manca il dato se sopra o sotto i 70. Sì. Noi donne non abbiamo la prostata. Ma adesso che non diventi di nuovo medicina 47, ma buongiorno, mestruazioni per anni, ha ragione. Flatulenza. No, parliamo di flatulenza perché ad esempio la canzone italiana si è sempre ispirata alla flatulenza. Vi faccio due esempi. Per esempio, a chi pensate si riferisca e da chi ha tratto l'ispirazione il grande Lucio Dalla quando nella meravigliosa canzone Cara diceva: c'è un posto nel mio cuore dove ti
tira sempre il vento. E poi c'è una canzone meravigliosa di Antonello Venditti in cui descrive il problema interiore, il conflitto interiore, il dilemma interiore di un uomo che sta per entrare in ascensore. Bomba o non bomba? Quel che canta che ha fatto l'uovo. Te dici? Quel che canta che ha fatto l'uovo. Attenzione, forse abbiamo il replay dello starnuto. Ma è addirittura in slow motion, Bernardo. Aspetta, vediamo. Abbiate pazienza, chiedo scusa. A partire dalle ore 16:25. Ecco lo slow motion, attenzione. Eccezionale, grande. Bravo a Bernardo Gulotta che sta facendo un lavoro che non si vede. Regia, Squadra vincente. Cioè, a parte il caffè, no, Bernardo, poi vieni qua con noi. Mia nuora se la moglie di Alessio. E qui arriva un'altra mail che non so. Mia nuora? No, aspetta, devo capire anche mia nuora. Sei mia mamma, quindi. Cristina è la mia mamma, sì. Cristina, un bacio immenso e si faccia forza perché esatto. Però, siamo tutti con lei. Siamo tutti con lei, signora. La nostra solidarietà totale. Le siamo vicini. Meravigliosa. La mamma di mia nuora. Mia nuora se la moglie di Alessio. Sì, esatto. Non dirti la si vergogna a dire che sei mia mamma, quindi le dici che tu dici per quello. C'è sei la nuora. 1-1. Nel 1-1 tra Arca e Prosecco. Questo è essenziale. Allora, adesso è 30-0 nel terzo game del secondo set. Non so se è chiaro. Ma dopo la prima boa? Giusto? Seconda boa, scusa, hai ragione. È in servizio Arca adesso. Sì, evidentemente batte ora Arca, giusto? Batte chi? Non lo so, batte lei? Noi non sappiamo questo. Io provo a telefonare al mio amico Donald e chiediamo di aggiornamenti su Barcolana, perché se voi aspettate aggiornamenti Tele4 penso che questo non è posto giusto. Ok, va bene. Ferdinando mi dice stabile che sta finendo Barcolana. Sta finendo la Barcolana, finalmente se magna oggi. Arca, sta vincendo Arca. Meno male Enzo. Bernardo, devo dirti una cosa. Marco, ci sei? Arca? No. Ci sono assolutamente, ci siamo. Allora, siamo qua, stai siamo avvicinando, vai. Sì, siamo sul Molo Audace in attesa dell'arrivo delle barche della prima, della seconda e della terza del podio della Barcolana. Arca si sta avvicinando sempre più alla linea del traguardo e chiaramente assolutamente in testa, e poi ovviamente potremo offrirvi il giro d'onore, l'applauso dello Stadio della Vela del Bacino San Giusto, e poi qui poco più avanti, esattamente come l'anno scorso, ci sarà la cerimonia di premiazione, le interviste e la consegna del trofeo che ieri è stato riconsegnato alla Società Velica di Barcole Grignano da Marta Benussi, la figlia di Furio, che l'anno scorso ha timonato in regata, e quindi è stata una vittoria tutta al femminile, anche quella dell'anno scorso, dopo la grande affermazione, lo ricordiamo, di Wendy Schmidt l'anno precedente, quella vera, non quella che ho intervistato io al villaggio, che poi ha fatto il giro del web perché simpaticamente il nostro Franco Torricella aveva deciso che era lei e io mi sono fidato, sono andato dritto e ho intervistato una turista americana. Voi ricordate quel momento dell'anno scorso del Wendy Schmidt, no? La finta Wendy Schmidt, la vincitrice Wendy Schmidt. Ma tra l'altro, Marco, mi senti, Marco? Sì. Ma una cosa di Barcolana la so, cioè pare che Prosecco Doc, attenzione, una roba che so di... Sì. Quindi, no. Pare che Prosecco Doc... Sì. Sto per dare una notizia, che so, io seguo con attenzione, che conosco una roba con attenzione. Cioè abbia le vele che furono di Wendy Schmidt, cioè le hanno comprate da loro, oggi le monta Prosecco Doc. La sapevi, Marco? È come così col ciclo, vedi? Può essere, sì, certo, ci sta. Vedi, cioè, è una notizia che so io, certo, ci sta. Mica da poco, cioè una volta che ci so sta, una può cosa essere, come no? Ma non si butta via niente, come il porco. Arca sta arrivando, no? Si buttava là.
Cioè, è un po' come il sì dell'Ibeccio prima. Sì, no. Non siete voi, No, oggi proprio. Marco. Ferdinando. Vai. Ferdinando, le barche poi in Barcolana, diciamo così, vengono charterizzate di anno in anno, cambiano nome, per esempio la Prosecco Doc e l'ex Alfa Romeo. La barca delle fiamme gialle e l'ex Morning Glory, tutte imbarcazioni che avevano già vinto in precedenza la Barcolana e che poi sono state richarterizzate da altre organizzazioni, da altri team velici e magari cambiano nome ma sono le stesse. Poi ogni tanto arriva la grande novità nel mondo dei maxi che sbarca in Barcolana. La vedi in arrivo? Stamattina c'era anche il Molo di Venezia. La vedi in arrivo? Sì. Sì, sta arrivando in solitaria, accompagnata dal solito contorno di imbarcazioni, ma ha vinto? Lugari, elicotteri, gommoni, insomma, siamo pronti per la festa, siamo pronti per la festa qui in Bacino San Giusto, anche perché un po' tutti in questo momento si avvicinano al Molo Audace per godersi il giro d'onore e ancora una volta Furio Benussi, Gabriele Benussi, Ruffo Bressani a trionfare in Barcolana. Ricordiamo che Bressani si chiama Ruffo perché sostanzialmente è un soprannome che accorcia la parola refolo, ovvero raffica in triestino, mentre l'amico, diciamo, del cuore di questo gruppo imbarca con Cosmina, perché stamattina abbiamo salutato Stefano Spangaro che è a bordo invece di Prosecco Doc, ma insomma è per tutti anche una festa, non solo una regata. Qui siamo su quello che è stato allestito al Molo Audace per la consegna poi del trofeo ai vincitori. Ferdinando, siamo molto vicini all'arrivo di Arca. E avanti in quarta boa 4 è ampiamente avanti, poi è ripassata anche Prosecco, ma insomma è 200 metri dice il nostro Marco Inglaro. Quindi, Ferdinando, mi senti? Sì, ti sento, ma ha vinto? Cioè, la domanda essenziale. Ti ricordo che ci sarà anche qui diciamo il botto finale, no? Nel momento in cui tagliano la linea, esattamente come in occasione della partenza. C'è il colpo di cannone per festeggiare la vittoria dell'imbarcazione che trionfa in Barcolana, la 56esima edizione. Quindi ancora una barca con le insegne della triestinità, con Furio Benussi al timone, tutto il suo team a trionfare qui alla 56esima Coppa d'autunno. Eccolo. Hanno vinto 11:58 e 39 secondi. Complimenti a Arca, ufficiale. Ora arriva in Bacino San Giusto, quando arriva in Bacino San Giusto ve lo potremo anche far vedere. Esatto, Marco, stringiamo su di te, ma sempre per correttezza. Però... E lì dietro c'è Prosecco Doc che arriva, e Prosecco Doc devo dire, insomma, staccata ma relativamente, perché considerando la differenza di dimensioni e di velatura delle due barche, ha fatto un'ottima regata anche Prosecco Doc. Ecco Arca. Ed ecco il festeggiamento qui con i fuochi d'artificio col Ciaro. Dal Molo Audace di Trieste, la barca con la livrea nera che trionfa anche quest'anno alla Coppa d'autunno. E intanto è 2-1 Sinner nel secondo set, così, no? Perché noi abbiamo capito e seguito di più il tennis. Allora, Marco, più diretta di così si vuole. No, infatti, stiamo dando tutti gli aggiornamenti della finale anche di Sinner contro Djokovic. Marco, al di là dello scherzo, poi quando sono pronti, perché ora ci saranno le interviste, quindi tu dovrai avvicinarti tra qualche istante, quindi sfrutteremo la pubblicità ora, così ce ne liberiamo, proprio per dare modo anche al nostro telespettatore di vedere nuovamente degli spot, non lo so. Non si sa quali. Non lo so, certo. Però dico... Falcui basta la parola. Questo era ormai, no? Certo. Però così dopo seguiamo anche le interviste. Vogliamo chiudere qualcosa? C'era la vignetta di fine... Vai, che vignetta abbiamo? Hai ragione, esatto. Marco Inglaro, la vignetta di fine, Barcolana, Arca che ha vinto la Barcolana, non so come, ma dall'alto ha visto qualche spiffero de vento, eccola qua. No, però alla fine quest'anno c'era un po' di vento, no? Quindi, è il Ruffo de vento. Detinirsi. No, ma quindi ha vinto Sinner la Barcolana? Esattamente, sì. Che è quello che stavamo dicendo tutta questa mattina. Secondo io a Djokovic. Ma 96 punti in classifica e sei in testa della 1. Sì, ma chi cambia allenatore la Triestina?
No. Parlavo del tennis. Beh, state confondendo. Ah, ci confondiamo? No, è andata esattamente come ha detto Comunque Alessio. Tessera è ancora tesserato. Tessera è ancora, siete ancora là. Bene. Guardate che primo piano di questa imbarcazione. E poi, signori, avere a bordo tutti questi campioni, Furio Benussi, Gabriele Benussi, Ruffo Bressani, ragazzi, e poi sta barca enorme. Cioè, è bellissima. Poi per vincerla, sapete, sì. Ecco. Furio Benussi, Gabriele Benussi, Barcolani Doc insieme a Ruffo Bressani, il giro d'onore davanti al lato destro del Molo Audace per Arca SGR che trionfa ancora una volta alla Barcolana, 56esima edizione. L'applauso del pubblico qui al Molo Audace e l'arrivo del trofeo. Elisabetta, l'arrivo del trofeo qui sulla destra, vediamo la coppa che è pronta per essere consegnata poi ai trionfatori di questa edizione della Coppa d'autunno, mentre è arrivato anche Prosecco Doc, quindi prima e seconda ormai hanno tagliato il traguardo della Barcolana e ora si godono il pubblico, perché lo ricordiamo sempre, Ferdinando, io per regate in giro per il Mediterraneo da ufficio stampa ho girato un po' tanti anni fa e normalmente ci sono campionissimi della vela che sono abituati a festeggiare davanti a 30 persone. Ecco, qua si festeggia davanti a uno stadio. Questa è l'unicità della Barcolana, non esiste nessun'altra situazione al mondo in cui entri in un bacino in cui hai sostanzialmente due curve e una tribuna davanti che ti festeggiano come se fossi all'interno di uno stadio, quindi un unicum anche per tanti velisti abituati a campi di regate internazionali che qui trovano una situazione diversa, una situazione effettivamente da arena della vela al traguardo. Sta per arrivare anche Prosecco Doc a godersi il suo giro d'onore per la medaglia d'argento, diciamo così, in un contesto ancora una volta di grande festa. Allora Marco, diamo pubblicità così dopo siamo liberi e restiamo qua con i nostri ospiti attendendo la premiazione e le interviste, quindi subito da te perché sarà molto veloce. Quando qualcuno recupera Paladin, dico Paladin. Sì. No? Quando? Fateci sapere, no? Almeno come sta, no? In ogni evenienza. A tra poco. Yes.